ubriaco il 61enne che in A28 ha travolto con l'auto con a bordo due cugine di 20 e 26 anni di Mareno e Conegliano, Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, uccidendole sul colpo e dandosi alla fuga prima di essere arrestato. Migliorano le condizioni delle due figliolette di Sara Rizzotto, assistente sanitario al SISP di Conegliano, ferite nello scontro. Quell'uomo ha strappato via due giovani vite, dice il papà delle piccole, chiedo giustizia. La tragedia di Azzano avvenuta sotto gli occhi dei genitori di Jessica che precedevano l'auto della ragazza. A Mareno, incredulità e lacrime per la fine della giovane. Hanno intascato illecitamente oltre 1,5 milioni di euro di aiuti statali per l'emergenza Covid. Indagati dalla finanza 51 imprenditori trevigiani, per uno di loro 25.000 euro sfumati nel gioco d'azzardo. Covid, il Consiglio dei Ministri rinvia a giovedì le decisioni sui tamponi e quarantene nelle scuole. Le discoteche rimangono chiuse per altri 10 giorni, ipotesi riapertura per San Valentino. Stop ricreazione all'aperto a causa dell'aria troppo inquinata, i dubbi dei presidi sull'appello del sindaco Conte, che trova però un insperato sostegno del PD in Consiglio Comunale. Telecamere in città, Treviso potenzia il sistema di videosorveglianza installando nuovi occhi elettronici in centro e in periferia. Capitale della Cultura 2024, nella lista delle 10 candidate finali ci sono Chioggia e Vicenza, ma non Asolo. Il sindaco Migliorini: è stato un bel viaggio e il lavoro non andrà perduto. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. Subito però prima, come abbiamo visto anche nei nostre edizioni precedenti dei telegiornali, vi facciamo vedere subito il sondaggio lanciato appunto nei nostri telegiornali che riguarda la politica e gli effetti deflagranti nel centrodestra dopo l'elezione, la rielezione del capo dello Stato Sergio Mattarella e quindi il processo aperto all'interno della Lega, la leadership di Salvini. Lega dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini, due opzioni come sempre, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690, come sempre la chiamata è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato perché verrà registrato comunque la vostra scelta a seconda del numero che comporrete. Continueremo a vedere poi nel corso del telegiornale questo sondaggio, l'esito come sempre questa sera a Ring dalle 21:15. E allora apriamo il telegiornale con la cronaca della tragedia terribile di Azzano Decimo che colpisce i comuni di Mareno di Piave e Conegliano. Era ubriaco il 61enne che ieri sera lungo la A28 ha travolto l'auto con a bordo le due cugine di 20 e 26 anni di Mareno e Conegliano, Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, uccidendole sul colpo e dandosi poi alla fuga prima di essere arrestato. Fuori pericolo le due figliolette di Sara, tra cui una bimba di 5 mesi. È fuggito saltando il guardrail dell'autostrada e aprendosi a forza questo varco verso l'aperta campagna, dopo aver causato la morte di due giovani donne e il ferimento di altre 4 persone, tra cui gravi una neonata e una bimba di 2 anni. 61 anni, di origini bulgare ma da tempo residente nel Pordenonese, era certamente ubriaco quando alla guida di un Defender lanciato ad alta velocità lungo la 28 ha prima centrato una Panda diventata un groviglio di lamiere per poi fermarsi contro una 500. E i segni sull'asfalto del soccorso dei sanitari raccontano alla luce del giorno ciò che è accaduto ieri sera poco prima delle 8. 2 auto stanno tornando verso Conegliano dopo un pomeriggio passato a Caorle. Una Panda condotta dalla coneglianese Sara Rizzotto, 26 anni, con di lato le figlie, una di 2 anni e mezzo, l'altra di 5 mesi e mezzo. Dietro la cugina Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave, mentre i genitori di quest'ultima le stanno anticipando con una 500. Ed è in questo tratto, tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo, che si consuma il dramma. Il bulgaro, probabilmente attratto dal tratto rettilineo, avrebbe spinto al massimo il Land Rover Defender, accorgendosi solo all'ultimo, forse rallentato dai fumi dell'alcol, dei 2 veicoli davanti. L'impatto con la Panda ha effetti devastanti, che diventa un groviglio di ramiere, mentre il fuoristrada finisce la corsa toccando la 500 dei genitori, che si accorgono dell'impatto dallo specchietto retrovisore. Praticamente sul colpo muoiono le 2 giovani donne, mentre la bambina e la neonata saranno estratte dai vigili del fuoco solo dopo aver letteralmente aperto l'abitacolo con le cesoie. Le 2 piccole sono state immediatamente trasportate all'ospedale di Udine in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ricoverati invece all'ospedale di San Vito al tagliamento i genitori
genitori della ventenne, con il padre che è stato sedato dopo lo shock per aver visto la figlia morire davanti ai suoi occhi. L'investitore invece, uscito dal SUV capovolto e seppur ferito, si è dato alla fuga nella notte senza curarsi di nessuno. Sarà il suo cellulare squillante sull'asfalto e l'abilità di un agente della stradale a permetterne l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul suo sangue, diverse ore dopo l'alcol test, confermerà un tasso alcolico 3 volte superiore al limite consentito. Drastico il commento di Davis da Ross, 27enne papà delle 2 bimbe. Quella persona deve solo vergognarsi. Dopo aver fatto quello che ha fatto è anche scappato senza rimanere dove è successo tutto, dove comunque ha portato via la vita a 2 ragazze, perché una di 20 anni, una di 25 anni, madre di 2 figlie, oltre che avere una bambina di 2 anni e mezzo, che una di 5 mesi, che rimarrà senza la mamma. Queste dunque le parole del papà delle bimbe, Davis. Voglio giustizia, chiediamo giustizia, e ovviamente c'è tanto sgomento a Conegliano per la morte di Sara Rizzotto, che era assistente sanitaria in forze al SISP. C'è il cordoglio del direttore dell'ULSS 2 Benazzi e poi anche del sindaco Chies. Siamo vicini alla famiglia, è una cosa, sembra quasi incredibile che per un pirata della strada, una persona giovane, promettente anche dal punto di vista proprio anche lavorativo, una mamma deve lasciarci la vita, proprio è una cosa che è incomprensibile. Il direttore generale Francesco Benazzi interpreta lo sconcerto dell'intera ULSS 2 per la morte improvvisa a solo 26 anni di Sara Rizzotto, assistente sanitaria in forze al SISP di Conegliano dal 2019. Quello che è successo ha colpito tutti noi, in particolare il Dipartimento di Prevenzione, i colleghi che l'hanno conosciuta e la medicina del lavoro. Lei c'è stata anche vicino al periodo appunto importante dell'impegno vaccinale, con la sua presenza, con le vaccinazioni, quindi voglio dire c'è proprio il cordoglio da parte di tutto il Dipartimento per questa famiglia, per il marito e per i figli. Le 2 piccole sono meno gravi di quello che la terribile scena dell'incidente lasciava presagire. La maggiore di 2 anni e mezzo è stata operata al femore, la piccola, 5 mesi, ha riportato un ematoma ed è in osservazione, ma complessivamente sta bene. Avevano trascorso la domenica a Caorle, come testimoniano le ultime fotografie. Stavano rientrando nella casa di via Vital, a pochi passi dal centro di Conegliano, dove Sara abitava con le piccole e i nonni. È un incidente drammatico che ha lasciato sotto shock una città intera. Da ieri sera, quando abbiamo avuto la notizia, siamo rimasti tutti sgomenti, perché ci chiediamo come possano ancora succedere fatti di questo tipo. È inaccettabile e bisogna perseguire chi purtroppo non rispetta il codice della strada e non capisce di avere in mano un'arma quando guida una macchina. È il momento del cordoglio e del silenzio, ripete più volte il sindaco Chies, che rivolge il suo pensiero ai familiari. Parleremo con le famiglie, cercheremo di capire cosa possiamo fare e se possiamo fare qualcosa per chi è rimasto, perché poi purtroppo la vita va avanti e si trovano nelle condizioni di avere anche dei minori molto giovani, insomma, che porteranno con loro purtroppo sempre questa drammatica esperienza che c'è stata e dal quale purtroppo non si può tornare indietro. Un dolore che unisce Conegliano a Marino di Piave, dove la ventenne Jessica Fragasso viveva con i genitori, che ieri sera erano alla guida della 500 che la giovane aveva acquistato da poco e che hanno assistito purtroppo in diretta a questa tragedia. Siamo amiche. Appunto, mi dai una testimonianza. Una ragazza meravigliosa, stupenda. Non sapevo niente. Com'era Jessica? Una ragazza solare, molto studiosa. Per favore, basta. Adesso. Il dolore e lo stupore dei vicini per la morte di Jessica Fragasso, in poste chiuse dell'appartamento nel condominio di via delle Ginestre a Marino di Piave, dove la ventenne viveva con i genitori che l'hanno vista morire ieri sera dallo specchietto retrovisore della sua 500 nello schianto lungo la 28. Figlia unica viene raccontata così da un altro vicino che l'ha vista crescere. A noi ci è dispiaciuto tutto, tanto perché dopo tanti anni che ci conosciamo, poi sta ragazzina, una ragazzina bella, non ha mai dato problemi, il padre e la madre erano super orgogliosi di questa ragazza, anche troppo forse, perché è figlia unica, si sa com'è, e adesso vedersela scappare così, dura. In quanti siete qui in condominio? Noi siamo 6 famiglie,
E vi conoscete tutti? Sì, ci conosciamo tutti. Una ragazza tranquilla, bella, andava all'università e penso che facesse il secondo anno dell'università, cioè, o il terzo, secondo o il terzo. Si aveva appena comprato la 500 che avevano i suoi ieri che ha avuto l'incidente. Ci trovavamo nel condominio d'estate, quando c'era bel tempo, quando ci trovavamo in garage. Io col papà ho parlato proprio domenica mattina. È stato un colpo forte, ma più che altro è stata una sorpresa. E dopodiché di come è andata a finire, perché incidenti ce n'è di tutti i giorni, ma morire proprio così, per un pazzoide, perché solamente un pazzo può fare una roba del genere. Ancora la cronaca, parliamo dell'inchiesta della Guardia di Finanza con 51 imprenditori trevigiani indagati, hanno tascato oltre 1,5 milioni di euro di aiuti statali per il Covid illecitamente. Ha beneficiato di un finanziamento garantito dallo Stato per 25.000 euro e subito dopo l'accredito ha utilizzato l'intera somma per effettuare scommesse su piattaforme di gioco online. È uno dei 51 imprenditori finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza che hanno ricevuto senza averne diritto oltre 1,5 milioni di euro sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza economica a causa della pandemia. L'indagine estesa a diverse regioni italiane è arrivata anche in provincia di Treviso. Indagati 8 imprenditori di Castelfranco, 8 di Conegliano, 6 di Treviso e 5 di Villorba, operativi nel settore commerciale, alberghiero, ristorazione e manifatturiero. In molti casi sono stati scoperti a spendere le somme per finalità personali del tutto estranee a quelle per le quali gli aiuti statali sono stati concepiti. Automobili, orologi e costosi cellulari. Diversi denunciati poi hanno versato tramite bonifico somme a propri familiari per spese di abbigliamento e prodotti per la casa. I controlli a tappeto in provincia di Treviso hanno riguardato più di 80.000 soggetti. Platea che è stata analizzata tramite un incrocio delle diverse banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, faceva emergere degli indicatori di allarme relativi a possibili irregolarità nella percezione degli aiuti. L'inizio del coronavirus ha portato bene, altri dicevano non so più dove andare ad aprire conti correnti in giro per il mondo. Così parlavano al telefono gli imprenditori coinvolti nella maxi frode per 440 milioni di falsi crediti tra sisma bonus e bonus facciate illecitamente percepiti e scoperti dalla Guardia di Finanza. 35 le misure cautelari eseguite, 78 gli indagati in tutta Italia. In futuro gli speculatori senza scrupoli non avranno pace, promette il colonnello De Giacomo. Non pensino di farla franca, perché grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, all'incrocio delle banche dati, a software di analisi avanzatissimi, noi siamo in grado di monitorare tutte le posizioni dei soggetti che hanno percepito fondi pubblici. Parliamo adesso del primo Consiglio dei Ministri dopo la settimana del Quirinale, un Consiglio dei Ministri che in sostanza ha deciso di prorogare per altri 10 giorni le misure in scadenza, confermata la chiusura delle discoteche per altri 10 giorni che farebbe pensare a una possibile apertura e come richiesto dalla categoria almeno per San Valentino, confermate anche le mascherine all'aperto anche in zona bianca, mentre la decisione più attesa, quella sulle scuole, su DAD e quarantena, è stata rinviata al Consiglio dei Ministri previsto per giovedì. Sembra che l'intenzione del governo sia quella di equiparare elementari e medie e superiori con l'introduzione per vaccinati e guariti dell'autosorveglianza al posto della quarantena, quindi di fatto il Green Pass per andare a scuola, e quindi resterebbe poi il tampone di controllo ma non più il doppio tampone, ma sono tutte decisioni che verranno prese nel prossimo Consiglio dei Ministri, cioè quello di giovedì. Una certezza invece c'è da domani. Anzi, una doppia certezza. La prima certezza è che scatteranno le multe per chi tra gli over 50 non si è ancora vaccinato, e poi che si dovrà utilizzare il Green Pass di base, quindi quello che prevede anche l'uso del tampone per negozi e uffici. Da domani è obbligatorio il Green Pass per entrare nei negozi, anche nelle librerie. Cosa ne pensa a riguardo? Che sia assolutamente necessario e che forse è un buon passo per arrivare all'immunità di gruppo totale.
Vita difficile da domani per chi non sarà provvisto di Green Pass base necessario per entrare in tutti gli uffici pubblici, nei negozi di abbigliamento, nelle librerie, nelle banche e alle poste, con alcune eccezioni e deroghe decise dal governo, come per recarsi dai carabinieri o in questura per sporgere una denuncia. Non si tratta della certificazione verde rafforzata che prevede vaccinazione contro il Covid o guarigione dal virus, ma di quella base ottenibile anche effettuando un tampone che abbia esito negativo. Gestire tutti i clienti che entrano, soprattutto se si lavora da soli, è complicato, quindi non si riuscirà a farlo al 100%. Secondo me fino a questo punto qua non serviva mica tanto arrivarci, però ormai. Nei tabaccai che non sono stati esentati non si potranno più comprare le sigarette senza la certificazione verde. Lo stesso vale per le poste, nessuna deroga, nemmeno per ritirare la pensione. Nei supermercati si potrà entrare per fare la spesa, così nelle farmacie e parafarmacie, passando per i distributori di benzina. Chi non rispetta le regole rischia multe salate. La gente è per lo più favorevole. Mi va bene perché è un riparo per tutti. Giustissimo, studentessa in medicina, quindi sono super approvo totalmente. Ovviamente rompe le scatole anche a me, tira fuori sempre il Green Pass, però se questa è l'unica strada per un po' di libertà, sono d'accordo. Dovevano farlo prima, mesi prima. Credo sia giusto estendere un po', cercare di convincere anche quelli che non si sono vaccinati a vaccinarsi in questo modo. Dunque, lo avevamo sentito, l'obbligo di Green Pass base domani anche negli uffici postali. Allora Poste Italiane ha predisposto una serie di modalità per la verifica della certificazione verde. Vediamo quali sono. Anche per accedere agli uffici postali in Veneto come in tutto il territorio nazionale occorrerà esibire il Green Pass, almeno quello base. E Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo. Negli uffici postali dotati dell'apparecchio che funge da gestore delle attese, i cittadini potranno mostrare il QR code all'ingresso. Una volta validato, il display consentirà di scegliere l'operazione da effettuare e prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli uffici che questo apparecchio non ce l'hanno, sarà invece direttamente l'operatore allo sportello a verificare il Green Pass attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Nei prossimi giorni chi prenoterà l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane potrà dimostrare la validità del Green Pass direttamente sulla app. La stessa possibilità non avranno invece coloro che prenoteranno sul sito poste.it, che saranno controllati direttamente all'ufficio postale. Dando questo ventaglio di possibilità, Poste conta di evitare che le verifiche, obbligatorie per legge, creino code e lunghe attese. La politica, la rielezione del capo dello Stato Sergio Mattarella continua a far discutere proprio la politica anche a livello territoriale. Il processo interno al centrodestra e alla Lega è appena iniziato. Vediamo un attimino l'evolversi della situazione, siamo ai primi giorni, quindi adesso ci saranno sicuramente da fare delle riflessioni di carattere politico a livello nazionale e poi da lì in giù avremo le idee più chiare su quella che sarà la strada. Sicuramente qualche riflessione va fatta. Ricostruzione, giorno 1, il centrodestra terremotato alla ricerca di un appiglio. Troppo presto, le ferite sanguinano ancora, tanto più se all'interno della coalizione la Lega vive pure lo psicodramma di una crisi conclamata di leadership, con chat bollenti tra la base e il partito. Il commissario provinciale Boffa ha l'arduo compito di tenere a freno la delusione di tanti leghisti nei confronti di Salvini e cerca di ricostruire gli eventi che hanno portato al Mattarella bis. È chiaro che lo scenario politico che avevamo davanti era uno scenario politico in cui non c'era di fatto una maggioranza. Salvini ha fatto diverse proposte, ha messo sul tavolo diverse proposte, però dall'altra parte ci sono sempre stati dei no su qualsiasi proposta venisse fatta. Fratelli d'Italia ha già fatto capire che sul territorio si potrà ragionare insieme, le questioni romane non devono mettere in pericolo le alleanze qui, ma il giudizio sul Quirinale è chiaro. Si è vista la plastica rappresentazione della conservazione della specie. Il primo errore è stato quello far credere agli italiani di avere i numeri per poter eleggere un Presidente della Repubblica, quando non era così. Noi potevamo incidere, ma non potevamo decidere. E invece abbiamo raccontato, magari non noi, altri hanno raccontato una storia totalmente diversa. Quando siamo andati al vedo, e prima o dopo si sarebbe dovuti andare al vedo, no? Cioè un candidato di centrodestra in una chiama lo avremmo dovuto supportare, abbiamo visto che c'era qualcuno che giocava già nell'altro campo. Nel mirino dunque non solo gli errori di Salvini, ma anche Forza Italia per l'affossamento di Elisabetta Casellati.
Il segretario provinciale degli Azzurri Chies allarga il campo. Centrodestra spaccato? Tutti i partiti, dice, hanno fatto pessima figura. Io ho un giudizio positivo su Mattarella, sul Presidente, su quello che ha fatto in questi anni, però penso che fosse il momento anche di cambiare. Lo scenario che ci siamo trovati di fronte allo spettacolo a cui abbiamo assistito per una settimana è qualcosa che non rispecchia la grande storia del nostro Paese. Dall'altra parte il PD osserva con compiacimento le macerie del centrodestra, applaudendo il ritorno di Sergio Mattarella. Un gran presidente, forse ad oggi il migliore possibile, una persona che ha dimostrato in questi 7 anni di aver esercitato al meglio le sue prerogative come custode dell'ordine costituzionale. Il Partito Democratico si è dimostrato unito e saldo. Io credo che adesso gli italiani abbiano capito insomma che è importante in un contesto con la pandemia, il caro vita, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da implementare, quanto sia importante il valore della responsabilità. Sentimenti divisi infine in Casa 5 Stelle. Succede se in un partito la frattura evidente tra Conte e Di Maio, preludio forse di una probabile scissione, racconta di un partito che aveva desideri certamente diversi. Al di là del chiarimento all'interno del Movimento 5 Stelle, io credo che in generale tutta la politica abbia fatto una brutta figura in questa occasione, in questi ultimi giorni, perché gli italiani si aspettavano una figura che mettesse d'accordo larga parte di maggioranza, di altissimo profilo, e non sto ovviamente denigrando la figura del presidente Mattarella, però avrei preferito una novità, non una soluzione che dovesse mettere in sicurezza un Parlamento che è a scadenza e fra un anno vedrà un gran numero di parlamentari in meno. Torniamo a parlare dell'inquinamento dell'aria che negli ultimi giorni ha raggiunto livelli allarmanti e torniamo a parlare dell'appello fatto proprio ai nostri microfoni del sindaco Mario Conte e ai dirigenti scolastici di non fare la ricreazione all'aperto. Un tema che è stato affrontato anche oggi pomeriggio dal Consiglio Comunale con il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni, che ha sostenuto l'idea del sindaco. Qualsiasi azione deciderà di portare avanti, ha detto Pelloni, avrà il nostro sostegno, ma la proposta non incontra il favore dei presidi. Proviamo a tener conto, un bambino della materna che fa 8 ore all'interno di una classe, credo che sia una cosa improponibile. Smog alle stelle l'appello del sindaco di Treviso ai dirigenti scolastici di evitare la ricreazione all'aperto degli alunni sta sollevando una levata di scudi da parte dei genitori e delle scuole, non certo perché il problema non sia grave, ma perché deve essere affrontato diversamente. Ci siamo confrontati questa mattina con altre coordinatrici delle scuole qua di Treviso. Sicuramente è un problema, ma nel momento specifico, che già la problematica Covid è grande, noi comunque dovremmo areare le aule. E allora le areiamo e non portiamo fuori i bambini. Le scuole, già messe a dura prova dal Covid, al momento si attengono scrupolosamente al protocollo di contenimento del contagio, che prevede la merenda in classe perché sono distanziati, sono fermi al loro banco e distanziati perché abbassano la mascherina, 5 minuti, e poi la ricreazione all'esterno con la mascherina. Questo lo manteniamo e perché è un protocollo di contenimento del contagio, appunto, e perché è un piccolo momento di benessere psicofisico che cerchiamo di mantenerci stretto, insomma, di tenerlo attivo, perché è una delle grandi priorità del momento. Questi bambini hanno bisogno di relazione. Se noi andiamo ad intaccare anche quei 10 minuti, incominciamo veramente a creare una disfunzione che, tra l'altro, si sta prolungando da tanto tempo. Andiamo in Istrana, sventato dai carabinieri il furto di un ingente quantitativo di biciclette sportive da un negozio di via San Pio X a Castelfranco. I ladri sono stati messi in fuga dall'allarme del negozio scattato quando hanno forzato la vetrata anteriore per introdursi e rubare ieri notte. Nel giro di pochi minuti sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile della locale compagnia e poi della stazione di Istrana. I ladri si sono dileguati a bordo di un furgone Ducato, rubato e poi abbandonato in via Caldi Caselle a Vedelago. Parleremo di sicurezza, ma torneremo a Treviso subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta. E allora sicurezza in città a Treviso con nuovi occhi elettronici.
Stazione delle Corriere in lungo Sile Mattei e quartiere di San Liberale. Treviso potenzia il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere in funzione in 2 zone calde della città. 2 luoghi strategici, uno in particolare la stazione degli autobus, dove sono state installate ben 5 apparati di videosorveglianza. Questo significa che la stazione degli autobus è ovunque videosorveglianza 024. Le nuove telecamere già in funzione consentono quindi di sorvegliare l'intera area dell'autostazione con moderni dispositivi. Abbiamo 4 apparati che si chiamano multisensor perché ogni apparato controlla una zona a 360 gradi. In più abbiamo la domcam che viene manovrata dall'operatore della centrale e può, ripeto, puntare su qualsiasi punto della piazza all'interno della stazione degli autobus. Un importante strumento per garantire la sicurezza della zona più volte al centro di episodi di violenza. Soprattutto sabato pomeriggio sappiamo che qui a Treviso scendono centinaia e centinaia di ragazzi che si assiepano appunto alla stazione degli autobus. Con queste 5 telecamere, sono 4 multisensor e una dom che gira a 360 gradi, metteremo fine ad ogni polemica. Se saranno risse saranno perseguite, se invece non saranno risse lo dimostreranno le immagini. L'altra novità riguarda il quartiere di San Liberale con l'attivazione, molto attesa dai residenti, di una telecamera in via Tre Venezie. Soprattutto una zona molto importante del quartiere, parliamo delle poste, parliamo della farmacia, parliamo anche dei pubblici esercizi dove avviene anche il mercato, quindi sicuramente un grande cambiamento in termini migliorativi per San Liberale. Parliamo adesso del consumo di suolo. Quanto suolo si sia realmente consumato a Treviso dal 2013 a oggi non è dato saperlo, lo denuncia il consigliere comunale di minoranza Domenico Lo Sapio, che sollecita l'amministrazione a una presa di posizione politica sul tema. Chiedo un impegno rispetto al tema del consumo di suolo reale e non solo rispetto a quello che richiede la legge regionale. Non è bastato avanzare la richiesta in commissione urbanistica. Domenico Lo Sapio, consigliere comunale del gruppo misto, è ricorso a un'interrogazione per chiedere all'amministrazione di Cassugana di chiarire dal 2013 a oggi quale sia stato il reale consumo di suolo nel territorio e non quello che emerge tenendo conto della legge regionale del 2017. Prevede talmente tante deroghe che in realtà consente un consumo di suolo, direi, illimitato. Faccio un esempio per tutti. Il Terraglio Est, che solo nel comune di Treviso consumerà circa 2,5 ettari di suolo, per la legge regionale consumerà 0. Ecco, io credo, e qui parlo sul piano politico, che un comune come il nostro, che ha il 40% circa di suolo consumato, e dovrebbe prendere politicamente in considerazione questo tema. L'interrogazione è stata depositata a dicembre, la risposta, arrivata nei giorni scorsi, non soddisfa Lo Sapio, che si domanda come possa il Consiglio Comunale prendere in esame e deliberare su eventuali progetti di sviluppo urbanistico senza avere idea di quanto territorio verrà consumato. E credo che un sindaco, ma un qualunque amministratore dovrebbe attivarsi da questo punto di vista e qui secondo me non si sta facendo questa cosa. Capitale della Cultura 2024, sfuma il sogno per Asolo. Vediamo. Asolo, la città dai 100 orizzonti, si ferma alla prima selezione e perde così la possibilità di diventare capitale della cultura 2024, lasciando andare avanti le colleghe venete Chioggia e Vicenza. Il paese del borgo incantevole, le origini antichissime, non ce la fa. Colpevole forse, lo riferisce il sindaco Mauro Migliorini, di aver chiuso il dossier all'ultimo. Siamo arrivati proprio negli ultimi giorni a predisporre gli ultimi inserti all'interno del dossier e probabilmente Vicenza e Chioggia sono stati molto più bravi di noi, senza ombre di dubbio, però se nello stesso tempo guardo anche Pordenone che non è entrata nelle finaliste, anziché il Monviso che non è entrato nelle finaliste, cioè alcune cose mi hanno veramente un po' spiazzato. I 100 orizzonti, la chiave scelta dal comune per partecipare alla competizione, che sono le vedute paesaggistiche, i percorsi tra arte, storia e cultura, ma anche le specialità enogastronomiche. Dossier che diventerà ora il punto di partenza per i progetti attraverso cui attrarre fondi regionali e del PNRR, dunque un lavoro che non andrà buttato. Questa comunque è una base
fondamentale per il futuro non solo di Asolo del territorio in ambito culturale. Questo è un dato positivo, avere risvegliato un po' l'attenzione anche dei mecenati privati nei confronti del territorio. Il Comune ci riproverà? Non lo so se ci riproveremo perché veramente costa fatica, costa tempo, anche perché adesso siamo lanciati tra l'altro anche col centenario della Tuse. Adesso le notizie dal Bellunese. Ed in primo piano il Covid, perché flette anche nel Bellunese la curva dei contagi, diminuisce anche l'incidenza dei casi su 100.000 abitanti. Dopo settimane di alta tensione finalmente cominciano ad arrivare i primi segnali confortanti sull'andamento dell'epidemia in provincia di Belluno, ma avverte il numero 1 dell'azienda sanitaria bellunese: dobbiamo continuare a restare vigili. Il grafico più eloquente è quello che si riferisce alle rilevazioni degli ultimi 2 mesi, rappresenta la crescita esponenziale senza sosta dei contagi nel territorio dell'Ulse Dolomiti fino al 22 gennaio scorso. Raggiunto il plateau, la curva ha iniziato a flettere e infatti i nuovi casi della settimana scorsa sono risultati inferiori di quasi 600 unità rispetto ai 7 giorni precedenti. L'epidemia rallenta di poco, ma rallenta anche in provincia di Belluno e di conseguenza scende anche il tasso di incidenza settimanale. Siamo a 1893 casi su 100.000 abitanti, più bassi rispetto alla settimana scorsa. Oggi abbiamo nel nostro territorio circa 7.800 persone positive. Registriamo quindi una piccola flessione del numero dei nuovi casi. I dati, si legge nel bollettino settimanale redatto da Ulse Dolomiti, sono ancora preliminari e necessitano di conferme. I nuovi casi hanno colpito prevalentemente le fasce d'età centrali 25-64 anni e la fascia 0-14, in continuità con le settimane precedenti. In questo momento i ricoveri sono abbastanza costanti e stiamo registrando sempre 5-6 persone in terapia intensiva e una quarantina negli altri reparti. Il rapporto tra nuovi positivi vaccinati sulla popolazione con richiamo è di 5,7 casi su 1000 abitanti, 5 volte inferiore rispetto ai nuovi positivi non vaccinati. La terapia monoclonale è stata già somministrata a 304 pazienti, 8 quelli curati con il nuovo farmaco Molnupiravir. In azienda ULS c'è cauto ottimismo. Dobbiamo però mantenerci vigili perché è evidente che il virus sta girando nel nostro territorio. Mi raccomando, mascherine, distanziamento sociale e tutte le norme che stanno diventando un nostro modo di vivere. Il tema del lavoro, uno spiraglio per i 450 lavoratori dello stabilimento Ideal Standard di Borgo Valbelluna. Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte di acquisto sono state 3 le proposte presentate all'advisor nell'ambito del processo di reindustrializzazione e di tutela occupazionale concordato tra l'azienda e le parti sindacali. I piani presentati sono diversi tra loro data la differente tipologia dei soggetti investitori. L'esame delle proposte è iniziato lo scorso 27 gennaio e l'obiettivo è di arrivare entro la metà di febbraio con una valutazione comparata e completa che sarà valutata al tavolo di monitoraggio regionale presieduto dall'assessore al lavoro Elena Donazzana. La politica adesso, il giro di boa dei 100 giorni da primo cittadino per il comune più popoloso chiamato alle urne lo scorso autunno, comune di Alpago. I primi 100 giorni sono stati impegnativi, ma sono stati anche entusiasmanti perché abbiamo da subito messo in atto quello che avevamo deciso di fare in campagna elettorale, ovvero quello di ristabilire un rapporto forte con i nostri cittadini. Il rapporto con i cittadini, anello fondamentale per avviare un nuovo percorso amministrativo nel comune di Alpago, istituito nel 2016 mediante la fusione dei comuni contigui di Farra, Pieve e Puos. Lo scorso autunno pochi voti di scarto hanno consegnato l'amministrazione a Alberto Peterle, 42 anni, già presidente del GAL Prealpi e Dolomiti. Al centro del mandato di Peterle una comunicazione più costante con i cittadini per rendere più incisiva l'azione amministrativa. Abbiamo già realizzato diversi incontri, alcuni dei quali volti proprio ad illustrare quello che il comune ha intenzione di fare da qua ai prossimi anni. Un comune che si estende per 80 km quadrati, difficile arrivare ovunque, spiega Peterle. Abbiamo già in calendario e lo stiamo già attuando proprio in questi giorni ed
degli incontri con tutte le frazioni, in maniera che tutti possano fare domande alla nostra amministrazione e tutti siano informati sulle iniziative che intendiamo portare avanti. Le richieste? Ci stanno chiedendo un rapporto di collaborazione e quindi la prima cosa che abbiamo illustrato è il nuovo sistema per effettuare delle segnalazioni. Quindi senza magari star lì a chiamare il sindaco o il consigliere, è possibile attraverso il nostro sito internet o anche telefonicamente segnalare al comune qualsiasi tipo di intervento che sia necessario fare. Allora rivediamo, visto che parliamo di politica, il sondaggio lanciato nei nostri telegiornali. Lega dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690. Continuate a chiamare, il sondaggio continua anche dopo il telegiornale, continuerà anche nella prima parte di Ring e sarà uno ovviamente dei temi che verranno discussi da Ferdinando Avarino e dei suoi ospiti a partire dalle 21:15 con il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia della Lega, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, ma ci sarà spazio ovviamente anche per le elezioni amministrative, in particolare quelle di Padova. Ci sarà infatti anche Sergio Giordani, sindaco di Padova, e la nostra collega di Media Nord-Est, Valentina Visentin. Continuate dunque a chiamare alle 21:15, appuntamento da non perdere con Ring. È tutto, vi lascio al meteo. Arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Il mese di febbraio si apre senza novità sul nostro territorio, ancora bel tempo grazie all'alta pressione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, la grafica infatti evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti sarà proprio così, cielo sereno poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento, possibili deboli nevicate sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori 1 grado a Venezia, massime in aumento sui 10-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche nube al mattino sulle zone di pianura, a seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, locali nevicate sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sugli 11-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.